Amici di Bella Sicilia, questo è il giorno più atteso dai pastori di questo borgo siciliano. Ci troviamo nelle Madonie, siamo a Geraci Siculo e questo è l'omaggio che i pastori di questo borgo rendono al Santissimo Sacramento. Tra poco prenderà il via la cavalcata e qui tutto è pronto, guardate. Fateci sapere da dove ci guardate, noi vi stiamo rendendo protagonisti in occasione di questo evento che torna, pensate, dopo 14 anni. E sì, perché è un evento che si svolge abitualmente ogni 7 anni e quest'anno l'evento torna dopo 14 perché la precedente edizione non si è svolta. Tra poco i pastori a cavallo partiranno da questa piazza. Un'edizione speciale perché è stata aperta quest'anno anche alle donne. Buongiorno, siamo in diretta su Bella Sicilia. Quest'anno anche le donne possono partecipare all'evento. Sì, quest'anno sì, ci hanno dato il via. E allora tu hai approfittato subito perché Sì. è un'occasione unica. Cosa rappresenta per te questa giornata e cosa rappresenta il mondo della pastorizia? È una giornata, diciamo, dove i pastori si dedicano solamente alla festa, diciamo, a tutto l'insieme. In mano cos'hai? Mano un cervo. Come si dice nel dialetto? Questa è una nimula, dove si filava la lana. E oggi adornata con le forme di caciocavallo e poi rivestita. Vestita con i merletti. Come ti chiami tu e come si chiama il cavallo? Io mi chiamo Giovanna, la cavalla si chiama Isha. Allora, grazie e buona festa. E qui troviamo, ecco, stanno arrivando altri cavalieri. Allora, fateci sapere da dove ci state guardando. Noi siamo a Geraci Siculo, nelle Madonie, uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia. Guardate. Ecco, vedete le forme di caciocavallo. Grazie ai giovani è stato reso possibile preparare centinaia di forme di caciocavallo da portare poi qui in questa giornata, e come diciamo si svolge abitualmente ogni 7 anni, ma quest'anno torna dopo 14 anni. Antonino, buongiorno. Buongiorno. Per te è la prima volta? Prima volta a cavallo, qua per fare la carbaccata. Ecco, un appuntamento che coinvolge tutti i pastori di Geraci. Dal primo all'ultimo. Ma hai l'abito del pastore per le feste, Tipico. per le grandi occasioni? Tipico del pastore. Ma l'hai fatto realizzare per questa occasione oppure è stato tramandato? Questo qua è del Santissimo Sacramento, quello del comitato. Però i calzatini, le scarpe, tante cose sono. E qui hai l'omaggio che ogni pastore porta alla Santissima Trinità. Questo un kirch si chiama in dialetto, l'abbiamo fatto, ha fatto mia nonna con le canne del fil di ferro quello più spesso, poi l'ha bardato con i melletti e io ho fatto i cavalluzzi ai palommeggio per metterli dentro. Una grande emozione, vero, in questa giornata? Sì, sì, E allora buona cavalcata. grazie. Bici! Ma se vuoi scendo, Buon pomeriggio. Pomeriggio, Ma cosa hai in mano? oggi ho una pecorella, un dono del Santissimo Sacramento. Quindi ognuno di voi porta un omaggio, un dono. Ognuno porta un omaggio, sì. Tu hai deciso di portare questa pecorella, quindi. Ma è antica? Sì, è antichissimo, è del 1600. Per te invece che edizione è della cavalcata? La prima? È la prima edizione, sì, è una cosa meravigliosa, mai vista. Ecco perché l'ultima si è svolta 14 anni fa, tu eri piccolissimo. Piccolissimo, non lo posso ricordare. E adesso cosa provi in questa giornata? Ho un'emozione unica. L'abito è stato realizzato per l'occasione Della festa della carbaccata dei Sereni. e adesso si parte? Sì, sì, adesso partiremo. Tra una mezz'oretta si partirà. Ti abbiamo visto in passato fare la ricotta, ecco. Sì,
tu vuoi continuare questo lavoro, la tradizione? Certo, le tradizioni non si devono perdere. Allora salutiamo gli amici di Bella Sicilia Onda TV. Ciao! Buona giornata. La piazza si sta riempendo. Vedete, ognuno porta il suo omaggio. Salve! Buongiorno, Lei è un pastore? sì, non lo faccio più, però l'ho fatto da bambino per tanti anni. E adesso porta nel cuore Sì, ancora porto questa nel cuore. attività. Questa è una tradizione che viene dai miei nonni, da mio papà e portiamo sempre nel cuore. Ogni 7 anni si accende una fiamma che è molto forte in ogni pastore, quella di andare in processione con i cavalli e i chirchi in ringraziamento al Santissimo Sacramento. Ecco, i chirchi, I chirchi, sono sì. proprio questi qua che I vediamo chirchi qui. che sono fatti dalle mani laboriose, preziose delle nostre donne, delle famiglie, delle donne di famiglia. Questo in particolare l'ha realizzato mia cugina Bartola, che è una donna molto brava in questa arte. Mentre le forme di Le caciocavallo, caciocavallo le realizzano i pastori. Ci sono un gruppo di pastori a Geraci che hanno questa bella manualità, questa bella arte di realizzare i cacioforme e pasta di caciocavallo filati. quindi la tradizione continua. Sì, continua, grazie. Grazie. a Dio, continua. Salve, ci rivediamo. Ci rivediamo, buonasera. Questa volta con l'abito per le feste. Certo, un abito molto antico e siamo qua stasera che facciamo questa tradizione molto antica. Abbiamo questi cerchi fatti da mia moglie con i marletti, cavallucci fatti dai nostri colleghi pastori che hanno delle mani d'oro e niente, siamo qua, stiamo facendo questa bella processione. Ecco, vediamo, siete davvero in tanti. Salve, intanto lei cosa porta? Un calice. Quindi ognuno porta un omaggio E allora andiamo a incontrare gli altri pastori. Salve! Buonasera. Lei cosa porta? Cerchio, con la cerchio. Quante edizioni ha fatto? 5, 6. Buonasera Daniele, è un piacere sempre vederci, come stai? Noi bene e soprattutto è un onore stare qui e vedere da vicino questa festa perché come dicevamo è una festa che torna ogni 7 anni abitualmente, ma in questo caso dopo 14 Dopo anni. 14 anni, sì, ci siamo fermati per 7 anni, abbiamo lavorato ancora di più per rafforzare questa bellissima festa. È una festa che è un ringraziamento che facciamo al Santissimo Sacramento per la nostra raccolta dei pastori e niente, siamo qua. Speriamo bene tutti. In mano abbiamo l'omaggio? Cosa abbiamo? Porto il calice consacrato della chiesa. E quest'anno la novità è che Da quest'anno abbiamo la novità che abbiamo anche le donne a cavallo. Abbiamo le donne a cavallo. Anch'io ho la figlia, mia figlia anche lei a cavallo. e allora noi Siamo qua. tra poco si parte proprio da qui Vediamo che il cassiere già ci dà il via e partiremo. e si farà il La giro. processione da Carvaccata a cavallo. Allora un saluto a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Saluto a tutti da Geraci e venite a trovarci. E allora qui abbiamo una delle donne. Ciao, come ti chiami? Maria Pia. Hai approfittato subito di questa apertura alle donne e hai deciso di prendere parte. Tu ami i cavalli e quindi Da quando sono piccola che vado a cavallo. e questo come si chiama? È Demetra. Demetra. Da un annetto. È il regalo del tuo compleanno se non sbaglio. Sì, un bellissimo regalo. Cosa si prova a poter prendere parte a questa cavalcata, a questa È festa? molto emozionante perché per me è il primo anno e sono molto contenta. Grazie, buona festa, buona cavalcata. Allora amici, la tradizione continua qui in questo borgo siciliano che fa parte del circuito turistico Bella Sicilia e incontriamo Ettore. Allora, oggi stai prendendo parte alla processione, ma immagino anche delle altre edizioni, hai preso parte? Sì, tutte le abbiamo fatte. A cavallo chi troviamo? Giorgia. Per te è la prima volta perché quest'anno si apre alle donne. Sì, Sei emozionata? sì, un po'. Quanti anni hai? 16. Quindi è l'ultima volta che si è svolta la cavalcata, tu avevi appena 2 anni, naturalmente non te la puoi ricordare. Cosa si prova in questo momento? Emozione, ansia, però anche felicità. E in mano cosa porti? L'omaggio alla Santissima Trinità. Sì.
Chi l'ha preparato? Mia nonna. Mentre l'abito da chi è stato realizzato? Delle signore li hanno fatti per tutti uguali. Quando hai imparato ad andare a cavallo? Qualche anno fa. La tradizione continua. Sì, meno male, perché purtroppo nei paeselli le tradizioni via via vanno scemando e invece questa siamo riusciti di nuovo a riportarla in vita, che dopo 14 anni è stata veramente una bella soddisfazione per noi allevatori riuscire a organizzarla e a prometterci di farla anche per il futuro. Grazie e complimenti e buona festa. Allora amici, fateci sapere da dove ci state guardando, vi stiamo raccontando questa tradizione che torna a Geraci Siculo dopo 14 anni. Cosa facciamo passare a Mauro? Ha fatto un Giaconino. Andiamo a vedere se tutto è pronto per la partenza e noi stiamo condividendo con voi questo momento davvero emozionante. Eccoli lì, i cavalieri sono pronti per partire. Si parte da questa piazza perché qui c'è l'abitazione del cassiere. Abbiamo incontrato poco fa il cassiere. Naturalmente altre immagini, altri video su Onda TV e Bella Sicilia. E noi ci rivediamo più tardi con altri momenti dedicati a questa festa, però prima di chiudere il saluto del sindaco di Geraci Siculo. Sindaco, buonasera e buona festa. Siamo in live su Bella Sicilia. Sì. Come possiamo descrivere questa giornata agli amici che ci stanno seguendo? Una giornata bellissima, abbiamo la Carvaccata di Cristianare edizione 2025 a Geraci Siculo, un comune del Parco delle Madonie, area interna Madonita. È una celebrazione di ringraziamento al Santissimo Sacramento per i doni della terra da parte della comunità dei pastori, una comunità molto coesa a Geraci. È una festa di ringraziamento che viene celebrata ogni anno, ma in maniera solenne ogni 7 anni. L'ultima edizione è stata realizzata nel 2011, quindi 14 anni fa. Abbiamo cercato di recuperare questa manifestazione, ci siamo riusciti con un grande entusiasmo da parte della comunità dei pastori, ma parte della comunità tutta. Migliaia di turisti che sono presenti oggi a Geraci, una settimana di manifestazione, quindi vi invitiamo a venire a Geraci oggi, se non l'avete fatto oggi lo farete nelle prossime settimane, nel mese di agosto. Abbiamo tanti altri appuntamenti di punta, tra cui la giostra dei Ventimiglia l'1, il 2 e il 3 agosto, quindi visitate Geraci, visitate le Alte Madonie, sono territori incontaminati, potete avere una giornata, un fine settimana diciamo di tutto il rispetto, di relax, ma anche di prodotti legati alla natura, a chilometro zero, quindi e di gusti genuini. Ecco, siete riusciti a recuperare la tradizione delle forme di caciocavallo, Sì. e torna anche quindi questa manifestazione dopo 14 anni. Torna dopo 14 anni, sì, questa manifestazione non è stata realizzata 7 anni fa e questo è un paramento che rappresenta il pastore nei suoi abiti tipici, ma queste sono le offerte, le formine sono formine di pasta filata di caciocavallo e sono colombine e cavadotti in segno del ringraziamento al Santissimo Crocifisso. Ecco, sta partendo proprio adesso e poi si andrà. Partendo proprio adesso, dopo ci sarà un giro lungo le strade del paese, ci sarà un giro in piazza, ma anche dopo al campo di dressage la manifestazione conclusiva. Grazie Sindaco, allora buona festa a tutti voi. Seguiteci in pagina, fateci sapere da dove ci state guardando e noi più tardi vi racconteremo altri momenti di questa giornata. Salve, in mano abbiamo... Cosa abbiamo in mano? Abbiamo un calice che rappresenta il Santissimo. Ognuno di voi porta quindi un omaggio? Sì, giustamente al Santissimo Sacramento. Stiamo per partire quindi? Penso proprio di sì. Bene, buona cavalcata, buona festa a tutti. Fateci sapere da dove ci state guardando, noi vi stiamo raccontando questa manifestazione che torna dopo 14 anni nel borgo di Geraci Siculo, prossima edizione fra 7 anni, quindi noi siamo qui a documentare questa bellissima tradizione in uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia.